Il Parco Naturale Regionale della Lessinia oggi protagonista Viaggiando Viaggiando. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicino a casa nostra. Devo dire la verità, sono molto felice perché oggi vado in un posto che non ho mai visto in vita mia. Mi trovo in Lessinia, provincia di Verona, per un'avventura che inizia questa settimana, ma sono sicuro che andrà avanti per parecchi appuntamenti con Viaggiando Viaggiando. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Come abbiamo detto, è la Lessinia, protagonista assoluta di questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Mi trovo qui con Diego Lonardoni, direttore del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Ho detto correttamente? Corretto, perché è uno dei 5 parchi regionali del sistema parchi della Regione Veneto. Vogliamo un attimo dare una localizzazione geografica ai nostri telespettatori. Dove ci troviamo precisamente? Ci troviamo in provincia di Verona. Il parco è un parco interprovinciale che si estende per 100 km quadrati tra le province di Verona e di Vicenza. I comuni e le amministrazioni comunali interessate sono 13 del comune di Verona e 2 del comune vicentino, Altissimo e Crespadoro. È un parco che confina a nord con la provincia autonoma di Trento. Il confine occidentale è la Valle Attesina e quello orientale è la Valle dell'Agno Chiampo. Allora, perché è stato istituito innanzitutto un parco in questa zona, che basta arrivare qui per capire, però raccontiamolo anche ai nostri telespettatori. L'aggettivo naturale che contraddistingue appunto il parco è stato utilizzato la prima volta dalla Regione Veneto per identificare proprio un'area protetta che ha nella natura la sua peculiarità, un paradiso di biodiversità fatto di dorsali ampie e soleggiate, di malghe, perché è un territorio che è stato reso così come lo viviamo noi oggi grazie all'attività dell'uomo, e soprattutto, come ho detto, tanta biodiversità fatta di specie animali tipicamente prealpine. Naturalmente qui la natura gioca un ruolo da protagonista, però moltissimi, e secondo me molto interessante, la rete museale che si trova in questa zona. Sì, una rete museale che è stata riconosciuta dalla Regione Veneto sistema museale di interesse locale, una rete distribuita con 6 strutture. All'estremità occidentale del territorio il Museo Paleontologico e Preistorico di Sant'Anna d'Alfaedo, con i suoi squali fossili di oltre 100 milioni di anni fa e i reperti di preistoria della grotta di Fumane e di Riparo Tagliente. Siamo qui al Museo Geopaleontologico con la collezione di ammoniti più importante a livello europeo, fino ad arrivare all'estremità orientale del parco con l'unicum dei fossili di Burka, le cui collezioni impreziosiscono le principali collezioni dei musei naturalistici di tutto il mondo. Tra l'altro, secondo me, ritorna alla mia parte montanara, tra l'altro non l'ho ancora detto, ma anche qui è terra di cimbri, quindi anche se è la prima volta che vengo mi sento un po' come se fossi a casa, perché tra cimbri ci si trova e ci si capisce subito, a parte gli scherzi. Però da montanaro io sono convinto, ed è questo un pezzo che continuo a dirlo e continuo a sostenerlo, che ci sono 2 periodi. Alla montagna è sempre bella, però ci sono 2 periodi dell'anno che secondo me sono particolarmente belli e ti possono dare delle emozioni che sono uniche e rare: la primavera e l'autunno. Quindi un'escursione, poi se continuano queste belle giornate in questo periodo, i colori dell'autunno sono sempre spettacolari e ti rimangono veramente dentro. Soprattutto in Lessinia, che senza presunzione possiamo dire adesso, con il cambio del colore dei faggi, quel rosso, aranciato, giallo, sembra veramente di visitare il New England. E quindi dopo questo spot iniziamo la nostra scoperta di questa bellissima terra. In questo momento ci troviamo all'interno del Museo Geopaleontologico di Camposilvano. In che comune ci troviamo? Ci troviamo a Velo Veronese. Questo, come ho detto, è uno dei gioielli della rete museale, in cui viene
presentata una delle collezioni più belle a livello europeo di ammoniti, ma non solo. Il museo è stato impreziosito ed arricchito con delle nuove sezioni in cui abbiamo esposto nuovamente un'impronta di Theropode cayentapus, un dinosauro carnivoro che è stata rinvenuta all'interno del Parco della Lessina, una vera e propria pista, quindi con più orme, è stata prelevata grazie alla collaborazione, che devo doverosamente ricordare, della Soprintendenza e del Museo Civico di Storia Naturale, e qui in bella mostra si può veramente ammirare in tutta la sua suggestione. E poi le nuove 2 sezioni a cui mi riferivo riguardano anche la ricostruzione a grandezza naturale di uno scheletro originale di Ursus speleus, una specie che si è estinta ben 17.000 anni fa e che è stato realizzato in piedi utilizzando un giacimento di fossili, di ossa di scheletri, pensate che sono risalenti a circa 50 esemplari e che qui si può ammirare in tutta la sua bellezza. Esemplari che, voglio ricordare, sono stati rinvenuti in un'altra località del Parco della Lessina, molto importante dal punto di vista paleontologico, che sono i covoli proprio di Velo Veronese di questo comune. Vediamo tra l'altro un allestimento nuovo, un allestimento molto bello, e anche da un punto di vista didattico che un visitatore rimane subito colpito dalla grande quantità, però anche dalla qualità del materiale che c'è all'interno. Ma mentre ti facevo vedere il museo, abbiamo visto il libro dei visitatori, c'era un bambino che ha scritto: ho visto il museo di Camposilvano e sono felice. Ecco, penso che un museo e la didattica di un museo possano essere i migliori mezzi per trasferire la storia del nostro territorio alle future generazioni. La storia del territorio, come dicevamo prima, una rete museale che vuole appunto raccontare la storia di un territorio che ha molte cose da dire e da raccontare. È un territorio che ha moltissime cose da raccontare e che dà modo al visitatore, al fruitore di poterle comprendere, appunto frequentando e visitando la rete museale, ma soprattutto venendoci a trovare su questo meraviglioso altipiano. Questa è la nuova sezione che abbiamo presentato proprio quest'anno per mantenere una vivacità anche didattica dell'esposizione, e riguarda, quando si parla di attività di parco, una campagna archeologica che è stata realizzata anche con i finanziamenti del Parco della Lessina. Siamo in un comune vicino del parco, al confine, San Mauro di Saline, in cui è stato rinvenuto del materiale relativo all'età del bronzo di un vecchio villaggio, e soprattutto il nucleo, uno degli aspetti più interessanti di questa vetrina sono queste tavolette enigmatiche. Quindi abbiamo un esemplare che è stato proprio rinvenuto nella campagna di San Mauro di Saline, tavolette il cui studio è ancora, diciamo, in corso di approfondimento da parte degli studiosi, e la cui diffusione proprio di queste tavolette enigmatiche è sviluppata nella tarda e media età del bronzo, soprattutto nella zona del lago di Garda e della zona danubiana. Quando è stato istituito il parco naturale in questa zona? Il Parco della Lessinia è stato istituito dalla Regione Veneto con una legge regionale del 30 gennaio del 1990, quindi quest'anno, 2011, il parco compie 21 anni, la maggiore età di una volta. Sarebbe un ragazzotto pieno di buoni propositi che dovrebbe sapere cosa fare da grande. Mi piace perché negli anni '80 si parlava molto di parchi e molti comuni e molte località di montagna lo avevano come una limitazione, una paura di perdere qualcosa del territorio. A distanza di tanti anni penso che invece sia l'arma vincente per poter valorizzare in tutti i suoi aspetti proprio un territorio. Direi che hai perfettamente colto il messaggio anche delle aree protette. Sì, c'è stato un periodo in cui le aree protette erano come istituzione fortemente osteggiate, ma quello che io dico e che si può vedere anche venendo a visitare il nostro territorio, non solo il nostro ma quello degli altri parchi del Veneto, è che la vera differenza tra ciò che un parco porta e ciò che un parco toglie lo si vede proprio guardando ciò che c'è dentro il parco e ciò che c'è fuori.
Diamo qualche informazione di servizio. Naturalmente questo è il periodo autunnale, quindi anche per questo museo c'è l'orario invernale. Ricordiamo che fino a poche settimane fa, nel periodo estivo che va da metà giugno a metà settembre, questo è un museo aperto tutti i giorni. Invece adesso, naturalmente, essendo un periodo di bassa stagionalità, le persone preferiscono muoversi, diciamo, nel fine settimana. In questo momento questo museo è aperto solamente nel weekend oppure su richiesta anche durante la settimana, però naturalmente bisogna fare una richiesta per dei gruppi o per fare appunto una prenotazione. Parliamo del sito internet. Il sito internet è un sito che è collegato al sito istituzionale www.lessiniapark.it e visitando Lessinia Park ci si può collegare al link collegato www.museinrete.it, in cui sono presentate non solo la rete museale della Lessina ma anche quella della provincia di Verona. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimo, vi aspetto. Seconda parte di Viaggiando, ben trovate i nostri amici viaggiatori. Sapete, noi siamo sempre alla scoperta dei luoghi più belli, più suggestivi vicini a casa nostra. Come vi abbiamo già detto più volte in questa puntata, siamo ospiti della provincia di Verona e precisamente ci troviamo sui Monti Lessini, ma adesso andiamo a scoprire assieme il Covolo. Sempre con Diego Lonardoni, direttore del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Ci troviamo a questo momento nel Covolo. Vogliamo innanzitutto spiegare cos'è un covolo ai nostri telespettatori? In questo caso il covolo è la cavità annessa, una cavità carsica, una delle più grandi del Veneto, proprio annessa al Museo Geopaleontologico di Camposilvano. È un'area di una grandissima importanza, di una grandissima suggestione, perché in questa proprio cavità, che è un pozzo di crollo di una vecchia grotta ben più ampia, di cui adesso si vede il pozzo finale, si sono sviluppate, i nostri avi e i nostri nonni hanno qui ambientato le leggende della tradizione, quella delle fade e degli orchi, ma non solo, rifacendoci un po' alla tradizione orale dei grandi saggi della montagna della Lessinia. Si ricorda che probabilmente questo luogo fosse stato visitato da Dante durante il suo secondo esilio dai della Scala e che qui abbia preso spunto proprio per descrivere quelle che poi sono state le malebolge della Divina Commedia. Qui è un'ambientazione fantastica, penso, e per delle rappresentazioni teatrali. Mi dicevi che tutte le estati c'è un appuntamento fisso ed è sempre molto suggestivo. Quest'anno con grande soddisfazione siamo arrivati alla quinta edizione di una rassegna che ormai si sta facendo strada non solo nel panorama provinciale ma oserei dire in quello regionale, che si chiama Voci e Luci in Lessinia, ed è una rassegna di musica e teatro che noi realizziamo in collaborazione con i comuni della provincia autonoma di Trento, perché la Lessinia è veronese, soprattutto veronese e vicentina, ma c'è anche la Lessinia trentina, e noi con questa rassegna riusciamo a far diventare questo territorio un unico grande palcoscenico naturale. La cosa secondo me particolare e molto suggestiva di quando si viene in un posto come questo è che si può vedere proprio la morfologia del territorio ed è veramente molto, molto bello e molto suggestivo. Sì, qui ci dà modo questa visita di addentrarci, direi, negli strati, gli strati geologici, nella successione del tempo di questo territorio e capire come agenti come quelli meteorici, in questo caso il karsismo, abbia potuto creare uno spettacolo e questo monumento naturale. Abbiamo detto qui era tutta una grande grotta, adesso è rimasta solamente la parte più piccola, la parte sotto. Una parte che riesce a creare un microclima tale che in alcuni momenti della stagione, pensate, si riescono a creare all'interno di quella cavità delle nuvole dalle quali cade proprio vera pioggia, piccola pioggerellina.
Direttore, abbiamo parlato di scenari particolari, usciamo proprio dal covolo che a livello di suggestione ne dà tante. Anche qui però c'è, nella valle dove ci troviamo, la Valle delle Sfingi, così è comunemente chiamata. Diciamo che è un po' uno scenario un po' lunare, possiamo definirlo così? Uno scenario di magicità lunare che viene proprio caratterizzato da queste sfingi, questi monumenti naturali proprio creati dal carsismo di rosso ammonitico, che ci danno proprio l'immagine di quelle città un po' fantastiche come le ciudades encantadas spagnole. Parlato di città incantate, però città incantate sinonimo di bellezza. Torniamo a parlare di quelle che sono le grandi manifestazioni che voi organizzate nel periodo estivo. Ormai l'estate è passata, però ci sono delle manifestazioni che rimangono proprio dentro e portano con sé uno strascico anche a distanza di settimane, di mesi, ma anche di anni alcune volte. È vero, in questo comune, a Velo Veronese, si è ambientata una lettura collettiva dell'opera dantesca. Abbiamo visto il covolo di Velo, il covolo di Camposilvano, dove è stata ambientata la lettura dell'Inferno, alla Purga di Velo il Purgatorio, e qui proprio per la bellezza del luogo, la Valle delle Sfingi, abbiamo recitato tutti insieme il canto del Paradiso, e l'ultimo canto è stato proprio declamato dal Monsignor Zenti, vescovo di Verona. Abbiamo parlato di naturalmente un luogo magico, dalle grandi suggestioni. Poi in queste giornate con questo autunno molto mite è veramente bello venire a visitare un posto come questo, un posto come uno dei tantissimi, perché ricordiamo, noi abbiamo visto solamente le cose per questioni di tempo più famose, più note, però sono molti gli spunti che può dare questo territorio e questo parco. Siamo in una località che proprio per la sua eccezionale naturalità e questo fenomeno appunto di carsismo è stato protetto dalla Regione Veneto col massimo grado assegnato alle riserve, è proprio una riserva naturale orientata del Parco della Lessinia. Abbiamo parlato prima anche di molte tradizioni, sono proprio tantissime le tradizioni e la storia che conserva questa valle, che conservano queste montagne. In questa, che è una riserva naturale orientata del Parco della Lessinia, convive un fenomeno come quello carsico con l'attività di tutti i giorni, che è quella della monticazione che si svolge durante la stagione dell'alpeggio. Adesso siamo in prossimità dello scarico della montagna dal suo carico naturale, che è quello del bestiame, e qui abbiamo visto che questa è a tutti gli effetti una malga Buse di Sotto a Velo Veronese. Siamo spostati in questo momento a Giazza e sono qui con Vito Massalongo. Perché? Perché qui è il cuore della cultura cimbra. Io l'ho detto un po' scherzando a inizio puntata, qui vado un po' a trovare dei cugini. Sapete, io essendo dell'altopiano di Esiago e di 7 comuni, i cimbri, questa popolazione di origine tedesca, 3 parti dell'Italia hanno occupato, se così possiamo dire, la Carnia, l'altopiano di Esiago e qui una parte anche della Lessinia. Una grande tradizione che c'è anche appunto qui in Lessinia e che voi portate avanti. Noi portiamo avanti come associazione culturale Curatorium Cimbricum Veronese, che è appunto un'associazione nata nel 1964 che ha appunto lo scopo e la finalità di tutelare e conservare la lingua, la cultura e le tradizioni di questo antico popolo degli Zimmerer, quei boscaioli che dalla Baviera, dal Tirolo sono emigrati, diciamo, su accordo dei monasteri e degli abati benedettini, sono arrivati sull'altopiano di Asiago dei 7 comuni e sono arrivati successivamente anche nel territorio dei 13 comuni della montagna alta del Carbon. Oggi c'è ancora, a parte naturalmente la toponomastica, ma in questa frazione qui si parla ancora il cimbro.
È una lingua che noi cerchiamo di conservare come valore culturale, come valore ambientale, come valore diciamo antropologico, perché la ricchezza di una lingua dipende anche, e la ricchezza di un uomo, il valore di un uomo dipende da quante lingue parli, e quante lingue parli tante volte uomo sei, è lo slogan di un convegno che abbiamo svolto negli anni passati, ma che noi come associazione culturale riteniamo possa essere veicolo per tornare a capire qual è la propria identità e quali sono le proprie tradizioni, come ancoraggio al passato ma anche con lo sguardo aperto al futuro. Mi piace perché continui a definire la lingua e questa cosa mi piace sempre di più, perché molto spesso c'è stato, specialmente fino a qualche anno fa, che un po' si snobbava, si dicevano erano dei dialetti, ma il cimbro è una vera e propria lingua. È una lingua che è stata diciamo conservata dalla grande migrazione del 1287 e qui per esempio i cimbri avevano dei diritti, tra i quali il gius patronato, cioè la possibilità di scegliersi il parroco, purché parlasse la lingua e potesse avere anche la possibilità di raccogliere le confessioni nella lingua madre, nella lingua degli antenati. La lingua della madrepatria che poi si è successivamente modificata, si è dialettizzata e si è diciamo integrata con il territorio e con il linguaggio del dialetto veronese e della grammatica italiana. Io mi sono permesso un attimo di sorridere perché molte delle cose che Vito ci sta raccontando, magari per i nostri telespettatori saranno magari delle cose, delle novità, però ripeto, io essendo in parte anch'io un po' cimbro, sono delle cose che ritrovo e sono ancora in atto adesso anche nella mia terra d'origine e che gelosamente vengono custodite e portate avanti, perché come diceva poc'anzi Vito, anch'io sono del parere che ci sono alcune tradizioni e che la nostra storia può fare sì che il nostro presente e il nostro futuro sia sicuramente migliore. Vitto, questo museo è aperto naturalmente anche per questo, in questo caso siamo nel periodo invernale, quindi solamente il sabato e la domenica e poi su richiesta, giusto? Su richiesta di gruppi, associazioni, ma anche di persone che vogliono venire a conoscere diciamo, questo patrimonio culturale e linguistico e magari approfondire diciamo, un po' della nostra terra, delle nostre tradizioni. Terra e tradizioni che spaziano diciamo, nella religiosità popolare. Qui siamo diciamo, nella sala dedicata appunto alla pietà popolare con diciamo, l'esposizione di colonnette votive, quel grande patrimonio, direi quasi un patrimonio, diciamo quasi, noi abbiamo tentato di farlo definire patrimonio dell'umanità, perché rappresenta diciamo, la trasposizione di una religiosità interiore che diventa poi anche architettura popolare. Vito, io ti ringrazio, rimarrei a parlare con te per ore e ore, però il tempo televisivo è sempre tiranno, mi stanno facendo già decenni che stiamo sforando e adesso abbiamo il tassativo anche noi in questa nuova serie di puntate, visto che comunque è partito il nuovo palinsesto autunnale di Telechiara. Grazie ancora, promessa, da cimbro a cimbro, ritornerò molto presto in Lessinia, per me era la mia prima volta, però è stato veramente molto bello. E allora, Barzeganus can liezan. Io purtroppo non so rispondere arrivederci in Lessinia, arrivederci a Giazza, arrivederci in Lessinia. Naturalmente questo è un arrivederci anche a tutti voi telespettatori, in questo periodo l'abbiamo detto più volte, Lessinia è veramente spettacolare, quindi vi invito a venire in Lessinia a fare un'escursione fuori porta, per quanto ci riguardi invece l'appuntamento è la settimana prossima, stessa ora, stessa rete e come di consueto viaggiate assieme a noi.